Ora il tragico infortunio mortale sul lavoro in cui ha perso la vita ieri a Maerne di Martellago Marco Dalla Pozza, 51 anni, di San Martino di Lupari. L'uomo è stato travolto da 13 quintali di materiale ferroso. Ritorna dunque in primo piano il problema della sicurezza. Lucia Cappelletti. Schiacciato da 13 quintali di tubi di ferro durante le operazioni di scarico del suo camion all'interno della nuova Edilfer di Maerne di Martellago nel Veneziano. È morto così, dopo l'immediato ricovero all'ospedale dell'Angelo di Mestre e 2 ore di agonia, Marco Dalla Pozza, 51 anni, padovano di San Martino di Lupari, dipendente di una ditta di autotrasporti di Cittadella. L'uomo arrivava da Reggio Emilia dove aveva caricato le traverse di ferro di varie lunghezze. Secondo una prima ricostruzione, subito dopo la rimozione delle cinghie che tenevano fermi i tubi, il carico, probabilmente sbilanciato, lo ha travolto, provocandogli gravi traumi al bacino e alle gambe. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per riuscire a liberarlo. Errore umano della vittima o di terzi, dovuto alla distrazione o alla stanchezza, le ipotesi sull'incidente mortale rimangono aperte. Sul decesso del camionista indagano i tecnici dello Spisal e i carabinieri di Martellago. Marco Dalla Pozza è l'ennesima vittima sul lavoro in Veneto. Secondo i dati INAIL, nei primi 2 mesi di quest'anno le morti bianche sono aumentate del 62,5% rispetto allo stesso periodo del 2016. 13 le vittime, tra i settori più colpiti le attività manifatturiere, le costruzioni e i trasporti. Singolare l'età delle vittime. Succede sia per i molto giovani che per le persone che cominciano ad avere più di 45 anni. Questo è il momento in cui si vede che aumenta l'incidenza degli infortuni mortali. La causa qual è? Le cause sono sempre diverse, caso per caso, quindi bisogna entrare nel merito. Diciamo che sicuramente un elemento da prendere in considerazione è anche la capacità del lavoratore di percepire il rischio, perché in alcuni casi il lavoratore magari sottovaluta il rischio, e questo succede naturalmente quando uno si sente esperto e ha un'esperienza frequente su quel tipo di attività.